E oggi a Grado c'è stata la cerimonia del premio regionale della solidarietà. Tantissime le persone infatti che ogni giorno si prodigano per alleviare le sofferenze e sostenere i disabili. Intanto rimangono ancora pesanti interrogativi sul futuro dell'ospizio marino, chiuso ormai da quasi 3 anni. Maurizio Mervar. Un toccante passaggio del testimone al neopresidente della Consulta regionale dei disabili Vincenzo Zoccano da un commosso condottiero uscente Mario Brancati. È proprio lui che per 11 anni è stato esempio di dedizione assoluta, ha ricordato l'inderogabilità della questione ospizio marino ancora bloccato dalla venale ottusità delle banche. Intanto però si stanno delineando nuovi obiettivi. Stiamo già lavorando peraltro alla presentazione di una legge quadro che accorpi la ridondantissima normativa nazionale in tema di accessibilità grazie alla collaborazione con il CRIBA, fortemente voluto dalla Consulta e incastonato nella Regione ed esattamente nei lavori pubblici. Anche quest'anno 4 le medaglie d'oro della solidarietà, tra gli altri riconoscimenti targa all'Istituto Cossar da Vinci di Gorizia per i progetti di socializzazione con il Centro Isontino Servizi Integrati, tra le attività anche il teatro. I disabili che comunque recitavano con noi avevano entusiasmo e voglia di stare insieme, sono molto più disinvolti di noi e quindi sono anche più bravi a recitare. Da Udine la squadra dei Madrax, la sola in regione dedita al wheelchair hockey, l'unico sport agonistico praticabile dai disabili neuromuscolari. Questo sport mi dà la possibilità di essere un atleta e di trovarmi con i miei compagni con cui ho un legame bellissimo. Sono riuscito a migliorarmi e ho sentito che ero un attaccante, ho sentito dentro proprio che ero un attaccante.